Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo i nati del 3 febbraio e quali sono gli influssi che questi personaggi, queste persone ricevono dagli astri. Prima però, come sempre, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie sempre del vostro sostegno, a noi fa sempre piacere. Vediamo dunque questi nati che alle spalle hanno un forte Giove, il quale dominatore del mese di febbraio attraverso la costellazione Pesci. Questo dominatore garantisce loro sicuramente un certo grado di fortuna, soprattutto percepibile in momenti magari di difficoltà o un po' duri, diciamo così, nella loro vita, quasi come se avessero sempre in fondo una mano provvidenziale che li raggiunge nei momenti più duri. Comunque questi nati hanno un carattere, diciamo, un po' chiuso, un po' eh, rigido più che chiuso, perché in realtà possono essere anche di compagnia ed espansivi, ma hanno una propensione al pensare in modo negativo e all'attaccamento materiale. Questo li porta comunque a tenere sotto controllo le spese, le uscite, a calcolare sempre con estrema prudenza i loro investimenti e i loro passi, i passi che compiono. La fortuna che li aspetta è media, il fisico invece è molto resistente, sono sicuramente molto forti e resistenti a tutte le prove della vita. Eh, Cos'altro si può dire di questi nati? Il loro carattere risulta fantasioso, questo comunque è un contributo della costellazione Pesci come dominatore del mese. Sono affabili e anche questo è sicuramente un dono dell'elemento acqua, ma possono essere molto critici e molto calcolatori, dunque come ho detto, con un pensiero molto che preferisce valutare sempre gli aspetti negativi piuttosto che gli aspetti positivi. Non vogliono trovarsi impreparati di fronte alle possibili eventualità che appunto le cose vadano male e dunque loro amano prepararsi bene a tutte le negatività. Il problema è che poi la loro concentrazione è lì, è rivolta a questo ambito più che ad altro. Dal punto di vista degli studi e del lavoro, ecco, loro non sono particolarmente studiosi, studiano ma preferiscono l'applicazione immediata di quello che imparano e dunque generalmente tenderanno a scegliere dei percorsi di studi che li mettano in condizione di guadagnare il più presto possibile. Sono tra l'altro in alcuni casi comunque questo loro attaccamento o comunque questa loro mente matematica ed economista li porta a studiare economia e commercio e quanto riguarda appunto questa branchia. Altri, poiché la costellazione Toro, che è la prima costellazione attraversata dalla Luna oggi ed è dunque la stella capo di questi nati, saranno più invece attenti o interessati alle questioni legate alla natura, alla botanica, all'agricoltura. Per quanto riguarda comunque la possibilità che alcuni di questi si impieghino nel settore del commercio e che dunque lavorino in modo indipendente, è bene ricordare o indirizzare questi nati sul commercio che possa essere collegato ai liquidi, così come vuole la costellazione Pesci, quale dominatore del mese, eventualmente ai farmaci. Questo sarebbe sicuramente per loro fonte di certo guadagno piuttosto che perdita di tempo, quale potrebbe anche accadere se si dovessero impegnare magari in altri settori. Un altro aspetto fortunato potrebbe essere la trasformazione e la lavorazione di quelli che sono articoli o beni che prevedano l'uso appunto del ferro e del legno. Dunque
Questo potrebbe essere un altro settore interessante per questi nati. Per quanto riguarda le prove eventuali che la vita mette davanti a loro, chiaramente poi ci sono sempre le personalizzazioni che devono essere valutate singolarmente e la possibilità appunto che a 3 anni e poi ancora 8 e così a cicli di 5 in 5 possano avere delle preoccupazioni o persone intorno a loro che si ammalano e in qualche caso qualche lutto. Diciamo che purtroppo la costellazione che si incontra in quell'età e in quei cicli porta purtroppo questo genere di esperienze. Inoltre a anni 11 e poi sempre in anni dispari o saltando il ciclo degli anni pari che risultano positivi per questi nati, dunque 11, 21, 31 eccetera, qualche pericolo o eventuale problema legato al fuoco. Inoltre voglio ricordare che è possibile che questi nati debbano fare attenzione alla loro circolazione e all'apparato cardiocircolatorio, dunque attenzione anche eventualmente a questo e ad affanni di cuore, perché potrebbe essere anche che appunto possano patire qualche delusione o qualche preoccupazione di troppo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato qui come sempre, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano ed iscrivervi anche al mio canale YouTube. Mi raccomando, veniteci a trovare nei nostri gruppi social, dei quali vi lascio il link in descrizione. A presto e a ritrovarci qui con le prossime condivisioni. Un abbraccio dalla vostra Hildegarda.